al Serpentone. Grazie maestro Righello, grazie molte, e come capite da quelli con cui ci vediamo in TV oggi, non tanto da Edoardo Costa, benvenuto comunque, perché parleremo con Sgarbi, Carla Boni, Delfina Fasano, Gino Latilla, Antonio Basurto, ecco, poi andrò avanti con gli altri, ma oggi perché facciamo l'anniversario della nascita del maestro Angelini, quindi ecco perché abbiamo preso la sua bellissima sigla e parleremo di Angelini per tutta la puntata. Angelini avesse sempre il nostro cuore, eccetera. Loro poi che sono stati i pilastri, poi vedremo un pochino uno per uno come sono arrivati Angelini, perché ognuno di loro è arrivato in una maniera diversa da questo maestro, no? In effetti era uno tosto, però mi hanno detto, vero? Vi teneva come dei... Sì, eravamo dei militari con lui. Dei soldatini, marciavate proprio sulla... Basurto anche con lei era così... Ma direi di no. Abbastanza, perché lei è arrivato un pochino prima di loro, sì, insomma. Sì, io sono andato nel 47 sì. E nel 48 ho iniziato a incidere con lui. Senta, le posso fare i complimenti? Lei si mantiene benissimo. Grazie, devo dire che sono veramente... È vero o no, Carla? Diciamo la nostra età. È piacevole dirla, no? Sì, ma no, non è importante. Secondo me le donne non lo devono dire. Ma no, ma neanche quello, anche questa è una cosa, non lo devono dire se non lo vogliono dire. Però non ha importanza l'età, ha importanza la simpatia, la faccia, il ricordo, tutto messo insieme, un bel cocktail, guarda. Tu per esempio con noi sai la storia della musica, ma sembri una ragazzina, per cui voglio dirti. Beh, devo dire che oggi ti trovo in forma smagliante. Come in forma smagliante dovrebbero essere i giocatori, perché oggi abbiamo quanto? Rieccoci, e noi invece siamo qui in attesa di ripercorrere veramente con tanti amici tutta la vita di Angelini. Tra l'altro questo nome cinico è curiosissimo, è vero o no, Delfina? No. È il cognome, è vero? Si chiamava Angelo Cinico. E cosa ha fatto allora? Ha modificato? Appunto, ha preso come... Dato che lo chiamavo Angelin, in piemontese, no? Angelino. E allora è diventato Angelino e Cinico è diventato come nome. Ho capito. Cinico Angelini. Cinico Angelini. Infatti avevamo fatto una domanda nel nostro Serpentone, abbiamo detto quale direttore d'orchestra si chiama Angelo di cognome e poi ha uno pseudonimo, eccetera, e purtroppo l'hanno sbagliata. Va bene, detto questo vediamo però come la spiega lui, perché c'è Lauretta Masiero che gliel'ha chiesto, mi pare. Vediamo un pochino. Ecco, Angelini con la Masiero, vai. Buonasera maestro, come sta? Come di umore, come di umore. Allegro ma non troppo. Vabbè, allora... C'è comodo. È allegro ma non troppo, è un umore musicale, direi. Senta, maestro, ma prima di trattare problemi musicali, vorrei farle una domanda destinata a soddisfare un po' la curiosità dei telespettatori. Dica. Senta, io so che lei, a maggiore età, arrivato a un certo momento, diede querela ai suoi parenti per averle dato un nome così strano, per averle dato un posto, insomma, un nome così un po' particolare. L'eterno refrain, l'eterno ritornello, insomma. Guardi, io non ho dato querela a nessuno, anche perché mi sembra che Angelini sia un nome, se non bellissimo, almeno passabile. Sì, ma Angelini, ma io non alludo al cognome Angelini, io alludo al nome, a Cinico. Allora guardi, mio papà, siccome aveva capito che io avrei vissuto nel mondo della canzone, voleva che io fossi cinico davanti alle emozioni meravigliose ma spesso fatali del mondo della canzone. Ah, adesso ho capito. Anzi, pensi che addirittura mi risulta che c'era uno zio che avrebbe voluto che io mi chiamassi refrattario. Lei immagina la cosa. Refrattario Angelini e la sua orchestra. No, è molto meglio Cinico. Vogliamo parlare un po' di canzoni? Parliamone. Beh, senta, secondo lei, Villa, com'è andato in Lussemburgo? Ma mi sembra che sia andato in macchina. Ma no, volevo dire, beh, come ve la siete cavata dal momento che c'era anche lei a Lussemburgo, no? Beh, direi maluccio. Maluccio? Non abbiamo avuto neanche il voto di sufficienza. Ci hanno rifilato un 3. E rimandato in ottobre.
No, rimandati a casa, al nostro paese. Beh, senta, allora cambiamo festival, va bene? Parliamo di un altro festival, maestro. Parliamo, non so, dei nuovi cantanti del nostro festival di Sanremo di quest'anno. Che cosa ne pensi dei nuovi cantanti? Bene. Allora, devo dire che qua lo vedevo un po' impostato Angelini. Non era lui come nella vita. Hai visto com'era tranquillino, eccetera? Io non l'ho Lui mai nella vita sentito era- parlare così tanto. Vero? Mai. Mai. Ma con voi come faceva? Come vi faceva filare? Solo a gesti? Tu? Che voleva dire tu fuori, tu dentro, tu hai calato e tu hai cresciuto? E questo è, mentre cantavate? Vi dava No, vi era molto bacchettava simpatico, invece fuori dalla vita del teatro, della Sì. canzone, eccetera, era una persona È simpaticissima. deliziosa. No, io parlo sul posto di lavoro, perché Sì, questo me l'ha infatti. sempre raccontato tutti. Devo dire che io non ho fatto tempo a vederlo Era proprio dietro le terribile. quinte, ma ero curiosissimo. Era terribile. Sì, era terribile, ma poi i risultati sono state le meraviglie. Voi siete la dimostrazione più grande. Va bene. Adesso vediamo dal Serpentone. Abbiamo la puntata dedicata all'anniversario della nascita del maestro Angelini, il grande maestro Angelini. Come sceglieva le canzoni Angelini? Come andava a prenderle? Aveva un metodo particolare oppure proprio andava a gusto suo, personale e basta? Non eravate voi che eravate a proporle le canzoni? No, anzi. Neanche non potevamo. Mai? Vai. Quindi ti prendeva e ti diceva devi cantare questa? Certo. Anzi, Conosci un certo Liniti? Sì. Era così. Ho capito. Loro lo sanno. In effetti loro lo sanno. Decideva tutto quanto. Va bene. Allora facciamo una cosa, andiamo a prendere una canzone che ha deciso lui di prendere, perché in realtà, io lo so, prendeva le canzoni più facili, quelle che secondo lui potevano piacere di più al grande quasi sempre. E a un certo punto andò a pescare una canzone che si chiamava, era l'epoca in cui si cantavano tutte quelle un po' spagnoleggianti, perché hanno sempre funzionato da noi in Italia, no? Quelle un po' con qualcosa di spagnolo dentro, Mañana, tutte queste canzoni. Prese una canzone di Brigada, di Pinky e Brigada, che si chiamava Donde Vien, Donde Vas, ve la ricordate? È una canzone che fece un furore incredibile, talmente furore che lo stesso Brigada la prese poi e ne fece una sigla per 5 anni. L'orchestra Brigada aveva questo come sigla, Donde Vien, Donde Vas, che aveva scritto lui. Lui aveva vinto, mi pare, un concorso per arrangiatori, se non sbaglio, Brigada, non era uno di Mortara, era un direttore di Mortara. L'ho cantata io con Nilla Pizzi. E certo, tu con la Pizzi eravate. Un anno fa o 2 anni fa. Perché sì, la cantavamo io e Dina con la Nilla. Ah sì? E quindi l'avete rifatta? 49. Sì, una delle prime 48-49. Beh, è una canzone Era divertentissima. molto bella. Allora, vediamo un po' adesso come se la cavano Giovanna, Stefania 100, Rita